protestano i pendolari. Il Partito Democratico a Padova ha organizzato una manifestazione e lancia delle proposte alla giunta regionale come il biglietto unico, autobus, treno. Vediamo. Uomini sandwich in stazione contro i tagli al trasporto pubblico locale. Il Partito Democratico in regione protesta e indice una raccolta di firme. Chiede di ripristinare nell'assestamento di bilancio almeno una parte di quei 48 milioni di euro tagliati. 27 treni soppressi da un giorno all'altro senza neanche informare la gente, 14 di questi sono nella provincia di Verona per esempio, c'è il caos, c'è la riduzione delle risorse, c'è l'aumento dei biglietti e degli abbonamenti, aumento dei biglietti che è del 25% nel giro di un anno e mezzo, e quindi il Veneto diventa la regione di fatto più cara di tutta Italia. Numerose le proposte da far arrivare alla giunta Zaia, prima di tutto quella di riorganizzare il settore, favorendo la fusione tra aziende. Chiediamo di mettere fin da subito in attivazione il biglietto unico, in modo tale che qualunque cittadino si trovi nella stessa giornata a poter viaggiare con qualunque mezzo gli sia disponibile. Quella del Partito Democratico è solo la prima delle proteste sul fronte dei trasporti. Giovedì i sindacati hanno proclamato lo sciopero del trasporto extraurbano. Dalle 21 dello stesso giorno stop ai treni, locali, regionali, intercity. Venerdì invece stop al trasporto locale in tutte le città. Manovra finanziaria lunedì prossimo, la CISL mobilitata davanti alle prefetture.